e poi soprattutto interrompere un'attività del sindaco, quindi una cosa che direi assolutamente incredibile, con dei cittadini che aspettavano ed è stato fatto volutamente, quindi io penso che sia una cosa che non va fatta, lo faranno sempre perché vengono ad ogni attività del sindaco, è un'attività che il PD fa normalmente, adesso vedremo Ma ho come... letto, e mi corregga se dico un'inesattezza, che ci sarà un incontro il 5 di ottobre per via del plebiscito, oppure era una richiesta da parte loro che non verrà mai fatta? Ma io ho sempre detto quello che penso del plebiscito, che ritorno a dirlo anche stasera. Il plebiscito verrà realizzato, è finanziato e quindi noi andremo avanti con il nostro progetto. È un progetto importante, era uno stadio assolutamente che non è assolutamente agibile. L'amministrazione vuole renderlo agibile e così ha fatto. L'importo che è stato destinato è un importo sicuramente che si serve a mettere a norma i seggiolini, a fare quello che non è stato fatto negli anni passati. Certo. Quindi io penso che questa sia una scelta assolutamente lecita.